Il Papa in Svizzera: l'ecumenismo è un'impresa in perdita, ma vuol dire camminare secondo lo spirito. Così ha detto presiedendo la preghiera ecumenica, appello alla spinta missionaria e all'unità. Festa rinviata a Carasco per la nuova passerella pedonale tra le frazioni di Rivarola e Graveglia. Per problemi di natura tecnica il varo è stato riprogrammato per l'inizio della prossima settimana. Arrestato ladro seriale di chiese e conventi è un italiano di 49 anni senza fissa dimora. 2 i colpi anche all'Istituto Gianelli di Rapallo, dai quali la polizia è partita per le indagini. Situazione di stallo con forti incognite per quanto riguarda l'asilo Merello di Zoagli. Domani l'ultimo giorno di attività per la struttura che sulla soglia del 100° anno rischia purtroppo di chiudere. Si cercano le soluzioni. Vivere il Vangelo in Centrafrica partendo dalla gente, l'esempio dei padri carmelitani di Bangui in un contesto ancora difficile. L'80% del paese, si dice, è ancora in mano ai gruppi ribelli. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Papa Francesco è in Svizzera come pellegrino ecumenico. Si è svolto quest'oggi a Ginevra il 35° viaggio apostolico del Santo Padre, che ha preso parte come osservatore esterno ai 70 anni del World Council of Church, il Consiglio Mondiale delle Chiese, organizzazione ecumenica a cui fanno riferimento circa 500 milioni di cristiani non cattolici nel mondo. Dopo l'accoglienza in aeroporto, il pontefice ha presieduto la preghiera ecumenica. L'ecumenismo è una grande impresa in perdita, ma si tratta di una perdita evangelica, secondo la vita tracciata da Gesù. Così ha detto Francesco nel suo discorso. Vediamo insieme il servizio che è stato curato dal centro televisivo Vaticano. Può partire. Dobbiamo camminare secondo lo Spirito, purificando il cuore dal male, scegliendo con santa ostinazione la via del Vangelo e rifiutando le scorciatoie del mondo, anche se può sembrare che l'ecumenismo sia una grande impresa in perdita. Così Papa Francesco durante la preghiera ecumenica nel centro ecumenico di Ginevra, inaugurando il suo 23° viaggio apostolico a 70 anni dalla nascita del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il pontefice chiede di non cedere all'egoismo, ritenendo gli altri scarti fastidiosi, ma di camminare insieme in un mondo dilaniato da troppe divisioni. Camminare insieme per noi cristiani non è una strategia per far maggiormente valere il nostro peso, ma è un atto di obbedienza nei riguardi del Signore e di amore nei confronti del mondo. Obbedienza a Dio e amore al mondo. Il vero amore che salva. Nel pomeriggio il pontefice, prima di partire per far rientro in Vaticano, ha presieduto la Santa Messa al Pala Expo di Ginevra, tappa conclusiva del suo pellegrinaggio ecumenico. La riflessione del Santo Padre si è incentrata su 3 parole: Padre, pane, perdono. Solo dicendo Padre preghiamo in lingua cristiana, preghiamo in cristiano, ha ricordato ancora Francesco. Non un Dio generico, ma Dio che è anzitutto papà. Da Lui discende ogni paternità e maternità. In Lui è l'origine di tutto il bene della nostra stessa vita. Il Padre nostro, ha proseguito il pontefice, è la formula della vita, quella che rivela la nostra identità. Siamo figli amati. Guai a chi specula sul pane, è stata l'esortazione del Papa in merito alla seconda parola affrontata. Il cibo di base per la vita quotidiana dei popoli deve essere accessibile a tutti, ha ribadito. Francesco ha poi concluso la sua riflessione sulla parola perdono. Dio ci libera il cuore da ogni peccato, perdona tutto, ma una cosa chiede: che non ci stanchiamo di perdonare a nostra volta. Così ha ribadito Papa Francesco.
vuole da ciascuno un'amnistia generale delle colpe altrui. Bisognerebbe fare una bella radiografia del cuore per vedere se dentro di noi ci sono blocchi, ostacoli al perdono, pietre da rimuovere e allora dire al Padre: vedi questo macigno, lo fido a te e ti prego per questa persona, per questa situazione, anche se fatico a perdonare, ti chiedo la forza di poterlo fare. E ora facciamo un passo indietro. Nel pomeriggio il Pontefice, prima della celebrazione della Santa Messa, ha partecipato all'incontro ecumenico. Nel suo intervento Francesco ha ribadito come spinta missionaria e unità siano due aspetti che si rimandano a vicenda. La credibilità del Vangelo, ha detto, si gioca nella risposta dei cristiani al grido dei più deboli. Se siamo qui è anche grazie a quanti ci hanno preceduto nel cammino, scegliendo la via del perdono e spendendosi per rispondere alla volontà del Signore che tutti siano una cosa sola. Così Papa Francesco al quartier generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, in occasione della celebrazione dei 70 anni di questo organismo ecumenico che dal 1948 raccoglie 348 chiese anglicane, evangeliche, ortodosse e veterocattoliche sparse in tutto il mondo. Ma come possono i cristiani, ha chiesto Francesco, evangelizzare se sono divisi fra loro? Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un nuovo slancio evangelizzatore. Siamo chiamati ad essere un popolo che vive e condivide la gioia del Vangelo, che loda il Signore e serve i fratelli, con l'animo che arde dal desiderio di dischiudere orizzonti di bontà e di bellezza inauditi a chi non ha ancora avuto la grazia di conoscere veramente Gesù. Sono convinto che se aumenterà la spinta missionaria, aumenterà anche la unità fra noi. Il Pontefice poi, commentando il motto scelto per la giornata, camminare, pregare e lavorare insieme, ha esortato a compiere un duplice movimento: in entrata per dirigerci costantemente al centro, per riconoscerci tralci innestati nell'unica vite che è Gesù, e in uscita verso le molteplici periferie esistenziali di oggi. Potremmo chiederci, ha sottolineato ancora Francesco, se stiamo vivendo così. Potremmo chiederci se stiamo camminando davvero o soltanto a parole, se presentiamo i fratelli al Signore e li abbiamo veramente a cuore oppure sono lontani dai nostri reali interessi. Potremmo chiederci anche se il nostro cammino è un ritornare sui nostri passi o un convinto andare al mondo per portarvi il Signore. La Protezione Civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla con temporali emanata da ARPAL per i bacini piccoli e medi delle zone B, C e D, da Spotorno a Sarzana con relative entroterra. L'allerta sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi sino alle 14 di domani, venerdì 22 giugno, dopo giornate caratterizzate da valori di temperatura piuttosto elevati. Alle 12 di oggi 31,2 gradi c'erano a Rocchetta Nervina nell'Imperiese, 30,7 a Bargone nello Spezzino e a Rapallo 30,3. Oltre a Genova, Bolzaneto e Enrico del Golfo, ancora nello Spezzino. È da tempo sostanzialmente buono il transito di un fronte freddo da nord tra la prossima notte e la mattinata di domani favorirà il ritorno dell'instabilità. Sono attesi infatti rovesci e temporali in transito da ponente verso levante con alta probabilità di fenomeni forti o organizzati sul centro levante della nostra regione. Festa rinviata a Carasco per la nuova passerella pedonale che collegherà le frazioni di Rivarola e Graveglia. A causa di alcuni problemi di natura tecnica, il varo è stato riprogrammato per l'inizio della prossima settimana. Sentiamo i dettagli nel servizio che segue. Rinvio di un paio di giorni per il varo della passerella pedonale di Carasco. Pochi, infatti, i 4 punti di ancoraggio della struttura in acciaio alla imponente gru che avrebbe dovuto sollevarla e posarla sulle spalle in cemento armato. Le prove propedeutiche al sollevamento vero e proprio, infatti, hanno registrato una flessione troppo rischiosa della campata che avrebbe anche potuto spezzarsi. A questo punto si è ritenuto più sicuro sospendere le operazioni e attendere l'arrivo di un'ulteriore gru che, insieme a quella imponente già posizionata, movimenteranno il ponte. Questo ponte è una campata unica, struttura metallica, ha una lunghezza, una luce complessiva di 70 metri
e un ponte ad arco, l'arco ha un'altezza di 5 metri, il peso complessivo è di circa 63 tonnellate. È un'opera fondamentale per quello che è avvenuto dal 2013 che la struttura era chiusa. Tra le date più probabili si parla di martedì prossimo, meteo permettendo. Tante le persone che prima al mattino e poi al pomeriggio hanno assistito alla preparazione del varo. Un'opera molto attesa dalle frazioni di Rivarola e Graveglia, quella della passerella pedonale, per la cui buona riuscita si è sicuramente disposti ad aspettare qualche giorno in più. Questa struttura ha un significato importante perché riusciamo a collegare di nuovo due frazioni dove hanno bisogno di servizi, perché ci sono servizi su Rivarola e servizi su Graveglia. Così c'è un'interconnessione e oltretutto andremo a ripristinare la famosa via dell'Ardeglia, che è una via importante. Da quando è stata realizzata aveva un flusso di biciclette, però poi con quello che è successo si è dovuto chiudere il ponte e pensare a farne uno nuovo. Sarà garantito anche l'accesso ai mezzi di sicurezza in caso di allerte e quant'altro? Sì, solo in caso di allerte e quant'altro sarà garantito l'accesso ai mezzi e non faremo sconti se troveremo qualcuno che non ha l'autorizzazione ad attraversare. La Polizia Municipale di Rapallo ha in progetto il potenziamento di controlli specifici per contrastare il conferimento improprio dei rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti e l'abbandono indiscriminato degli ingombranti. Questo fenomeno si intensifica nel periodo estivo con l'aumento della popolazione, in previsione anche l'inasprimento delle sanzioni per chi verrà individuato a contravvenire i regolamenti per il corretto conferimento dei rifiuti. Cronaca, un italiano, 49enne, ladro seriale in chiesa e conventi della Liguria e della Toscana, è stato arrestato dalla polizia di Rapallo. L'uomo è stato fermato alla Spezia, per lui è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo ai primi di maggio era entrato nel complesso delle Gianelli di Rapallo, che comprende la scuola, il convento e la chiesa. Il 6 maggio alla sera il ladro è entrato nella struttura e ha portato via denaro per un totale di oltre 1.600 euro e 2 computer portatili. La mattina dopo è visto da una religiosa. L'uomo quindi ha finto di allontanarsi, invece è rimasto nel convento dove la sera del 7 maggio ha rubato nella mensa dei generi alimentari, altro denaro e dalla chiesa degli oggetti sacri in oro. Ha anche mangiato e dormito in tranquillità. Tuttavia sulla porta della segreteria è rimasta una sua impronta e grazie a questa che sono scattate le ricerche del commissariato di Rapallo. L'uomo si è rivelato un autore seriale con decine di colpi alle spalle, con precedenti per furti e stupefacenti. Al termine delle ricerche ieri è stato fermato alla Spezia. Le indagini sono comunque ancora in corso. Gli agenti pensano che il 49enne sia l'autore di molti altri furti non ancora risolti, alcuni a Sessi Levante ma più in generale in tutta la regione. Ancora cronaca, un uomo, 56 anni, di Potenza, ma residente a Lavagna, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri. Nel corso di una serie di controlli è stato fermato nelle vicinanze della propria abitazione in possesso di un ingente quantitativo di denaro di cui non ha saputo fornire l'origine. A seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina, 2 etti di sostanza da taglio, 2 pistole scacciacani prive di regolare tappo rosso. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 56enne è stato arrestato in attesa di rito per direttissima. Sono giorni difficili e carichi di incognite per l'asilo Merello di Zoagli. La struttura, che sta per toccare il secolo di vita, rischia seriamente di non poter riaprire nel mese di settembre. La Fondazione si trova in una situazione finanziaria di difficoltà e sta chiedendo il sostegno degli enti locali per trovare una via di uscita che permetta di garantire il servizio alle famiglie anche il prossimo anno. Una condizione economica difficile, decisioni passate che hanno portato ad un progressivo impoverimento delle risorse a disposizione, la decisa volontà di mantenere vivo un servizio, quale l'asilo, che altrimenti il Comune e le sue famiglie non avrebbero più. Sono giorni difficili per la scuola materna Merello di Zoagli, alle prese con una situazione finanziaria molto delicata che mette a serio rischio il futuro di una realtà che nel 2019 sono diverse le cause che hanno portato a ciò, dall'apertura del micronido nel 2013, gestito interamente dalla Fondazione e i cui costi
costi sono stati ben superiori alle entrate. La perdita dell'appalto mensa per le scuole del comune, l'alto costo del personale e ancora la vendita nel 2003 del terreno sul quale poi il comune ha costruito l'autosilo interrato e il campetto di calcetto, la cui gestione e i costi solo di quest'ultimo sono rimasti a carico della fondazione. A complicare il tutto una causa di pignoramento avviata dopo la denuncia di 2 dipendenti che si erano licenziati lo scorso anno. Domani sarà l'ultimo giorno di attività per i 12 bambini attualmente iscritti. L'asilo gestito dalla fondazione non sa ancora se a settembre potrà ripartire, ma le soluzioni per uscire da questo potrebbero esserci. Ci vorrebbe un aiuto, logicamente, l'aiuto da parte della regione, da parte del comune, da parte di chiunque riesca a fare qualcosa. Una delle cose potrebbe essere per esempio la vendita del campo sportivo, col senno di poi forse potrebbe essere un modo per ripagare l'asilo del danno che ha dato l'acquisizione del campo sportivo. Di sicuro il costo del personale, che prima era alto, si è ridotto anche perché obiettivamente adesso abbiamo poco personale, però partendo anche dall'ottica di una prossima riapertura a settembre con 2 maestre e ancora alcune persone tipo la cuoca eccetera, di sicuro con contributi comunali e anche regionali potremmo riuscire a mantenerla in piedi questa struttura, però ci vuole uno sforzo di buona volontà in questo momento per poter ripianare tutti i debiti fino ad ora. Esercitazione antincendio coordinata dalla Guardia Costiera questa mattina a Santa Margherita Ligure, che ha visto la partecipazione di Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia Municipale e gli ormeggiatori del porto. È stato simulato un incendio su un'unità da diporto ormeggiata sulla testata foranea del Molo, con la presenza di un ustionato grave. Tutto si è svolto secondo i protocolli di intervento previsti per queste situazioni. L'esercitazione ha consentito di testare ed affinare ulteriormente l'ormai consolidata sinergia dei soggetti coinvolti. E ora spazio all'economia. Si avvicinano le scadenze di fine mese per il pagamento delle imposte, anche se il termine slitta al prossimo 2 di luglio. Vediamo il perché, oltre ad alcuni focus sulle detrazioni e sul bonus della cultura. La scheda della settimana. Sigla. Poiché il 30 giugno è sabato, le scadenze delle imposte sono prorogate al 2 luglio e riguardano tra gli altri i seguenti pagamenti: l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche che presenteranno il modello unico, l'IRES per le SRL e gli enti non commerciali, l'IRAP per i titolari di partita IVA e gli enti no profit, i contributi previdenziali, il diritto di iscrizione al registro delle imprese, sia individuali sia delle società. È possibile anche rateizzare le somme dovute. Gli stessi pagamenti potranno essere effettuati entro il 20 di agosto con una maggiorazione dello 0,4%. Oltre alle spese universitarie, sono detraibili dalle imposte anche i canoni di locazione pagati da studenti iscritti a un corso di laurea in un'università situata fuori dal territorio nazionale, purché ubicata in uno degli Stati dell'Unione Europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula o al rinnovo di contratti di locazione e di ospitalità, ovvero atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Tuttavia è necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per usufruire della detrazione occorre esibire il contratto e dimostrare l'effettivo pagamento dei canoni con le relative ricevute. Il bonus cultura, attualmente attivo per i 18enni, è stato bocciato da un parere del Consiglio di Stato nei giorni scorsi. Tuttavia, il ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, ha affermato che sarà ripristinato con alcuni correttivi per chi compirà 18 anni nel 2018 e nel 2019, in quanto i fondi sono disponibili e vanno ripristinati. È stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Assarotti per sordomuti di Chiavari. Il sindaco Marco Di Capo ha firmato il decreto di nomina per Rosangela Arpe, Giuseppe Lagomarsino, Mauro Levaggi, Rosanna Tanfani. Presidente del consiglio di amministrazione è Luca Borrinato. Il nuovo direttivo resterà in carica per il quadriennio 2018-2022.
Il nuovo piano sociosanitario approvato dalla Regione sarà al centro degli incontri in programma giovedì 28 giugno alle 21 presso l'Auditorium del San Francesco di Chiavari. Ha assicurato la sua presenza il vicepresidente della Regione, assessore alla sanità Sonia Viale e il direttore generale dell'ASL 4 chiavarese Bruna Rabagliati. Il dibattito sarà incentrato sul tema come cambierà la sanità nel Tigullio con l'applicazione del nuovo piano sociosanitario 2017-2019. Sono invitati gli amministratori locali, i primari e i medici dell'ASL 4 chiavarese, le associazioni del territorio e tutti i cittadini. Torniamo a parlare della Repubblica Centrafricana. Proprio ieri l'agenzia Fides ha diffuso dati allarmanti sulla situazione in alcune località del paese come Bambari, in mano ai ribelli. Il dramma in questa terra ci viene raccontato da padre Federico Trinchero, carmelitano scalzo, missionario da 10 anni a Bangui, la capitale, in questi giorni in Italia per un periodo di riposo e che stamattina abbiamo proprio incontrato a Chiavari. Lo ascoltiamo. Se non ai missionari, dello stato di salute dei centroafricani non importa a nessuno, di certo non alla politica internazionale che sembra considerare il paese come un piccolo tassello di una scacchiera dove prevalgono gli interessi anche di potenze straniere nuove. Di concreto c'è che il governo Touadéra risulta piuttosto debole di fronte all'avanzata dei diversi gruppi ribelli, mentre l'ONU prova ad intervenire arrivando spesso in ritardo. A parlarcene è padre Federico Trinchero dei Carmelitani Scalzi di Bangui. Qualcuno parla proprio dell'80% del paese è sotto il controllo di gruppi di ribelli o comunque non è sotto il controllo dello Stato. E questo è il grande problema del paese, nonostante l'interesse della comunità internazionale, nonostante il dispiegamento della missione dell'ONU di 12.000 soldati, il paese stenta proprio a decollare. Al Carmel di Bangui, nel periodo più caldo della guerra, i religiosi hanno ospitato fino a 10.000 sfollati, un lavoro intenso di accoglienza. Sono stati anni che hanno intrecciato storie e volti, il segno dei missionari, che come tante altre organizzazioni hanno deciso di rimanere al fianco della gente. Qui in Italia vedo che va molto di moda mangiare al chilometro zero. Ecco, potrei dire che la nostra comunità ha avuto la fortuna per 3 anni di avere la pastorale, l'apostolato al chilometro zero, perché non eravamo noi a dover andare dalla gente, ma erano queste 10.000 persone che vivevano con noi, accanto a noi, e quindi il nostro apostolato era proprio al chilometro zero. Il punto più basso nella storia del Centrafrica è stato toccato, dice padre Trinchero, ora si può solo ripartire dal carattere del centrafricano, per esempio, gioioso, gentile, riconoscente e testardo, e dalla sua forte fede. Se qui in Europa si discute su Dio, mentre in Centrafrica si discute con Dio, cioè Dio è un protagonista della vita, è un amico, è una presenza reale, tangibile, quindi è una presenza, come dire, sentita come quotidiana. Apriamo ora una finestra sull'Arcidiocesi di Genova, la linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o che sono in programma nei prossimi giorni. Linea a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino. A seguito di una selezione pubblica, la parrocchia di Santa Maria delle Vigne nel centro storico ha ricevuto in concessione d'uso a titolo gratuito un immobile sito in via Canneto il Curto 25. La parrocchia ha infatti ricevuto il punteggio più alto nell'ambito della relativa selezione, aggiudicandosi così il bene, che è stato confiscato alla criminalità organizzata. Relativamente all'utilizzo del locale, il progetto prevede il coinvolgimento attivo degli ospiti dell'accoglienza notturna di Posta Vecchia, opera segno del Congresso Eucaristico Nazionale ospitato a Genova a settembre 2016. I lavori che saranno necessari per poter utilizzare gli immobili saranno eseguiti interamente dagli ospiti di Posta Vecchia. La struttura necessita di volontari per la notte e per la preparazione della cena. La richiesta è rivolta in particolare ai vicariati del centro e della Val Bisagno, che per vicinanza possono più comodamente prestare qui il proprio servizio. Chi desidera diventare volontario dell'opera segno può rivolgersi direttamente alla parrocchia delle Vigne. Domenica 24 giugno è la solennità di San Giovanni
Giovanni Battista, patrono di Genova. Il programma delle celebrazioni in cattedrale prevede alle ore 9 la Santa Messa, alle ore 10:30 recita dell'ora terza e a seguire la Santa Messa pontificale presieduta dal Cardinale Arcivescovo. Dalle ore 15 alle ore 16:30 c'è la possibilità di venerare le reliquie di San Giovanni Battista nella cappella del Santo Precursore, mentre alle ore 17 la celebrazione dei Vespri pontificali presieduti dal Cardinale Arcivescovo e a seguire la processione fino al Porto Antico per la benedizione del mare e della città, con la partecipazione delle confraternite. La conclusione nuovamente in cattedrale con la riflessione del Cardinale Bagnasco. Infine ricordiamo che venerdì 22 giugno alla Sala Quadrivium in cima a Via Roma alle ore 16 e alle ore 21 incontri con Monsignor Piero Pigollo, missionario genovese Fidei Donum presso la missione interdiocesana a Cuba. In questi giorni Don Pigollo è a Genova per un periodo di riposo e per raccontare le attività e i progetti della missione. Alle ore 19 a pericena organizzata dall'associazione Mesi Mesi Onlus. Bene, da Genova è tutto per questa settimana, grazie per l'attenzione e arrivederci. Torniamo in studio. Quanto tempo dobbiamo aspettare prima che arrivi il decreto istitutivo del Parco Nazionale di Portofino? Questa è la domanda che viene posta dagli onorevoli di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco con una interrogazione al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa per dare forma a quanto previsto dalla legge di bilancio del 2018. L'istituzione del Parco Nazionale di Portofino è finanziata fino a 300.000 euro per il 2018 e con 1 milione di euro dal 2019. Manca solo, rilevano i due onorevoli, il decreto istitutivo. Chiediamo al Ministro Costa di procedere con la formalizzazione. Santovarni, conoscitore erudito e artista tra Genova e l'Europa. È questo il titolo del volume che verrà presentato domani pomeriggio a partire dalla 17 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. Interverrà Mauro Natale dell'Università di Genova, profondo conoscitore del famoso scultore genovese. Sentiamo. Di che cosa parlerete e che cosa scopriremo su questo personaggio così eclettico? Sì, di Santovarni sapevamo quasi tutto, anzi pensavamo di sapere tutto, perché è uno dei più grandi scultori dell'Ottocento, genovese. A Genova ha realizzato importantissimi monumenti, tra i quali diverse tombe di Staglieno, ma quello che invece abbiamo scoperto durante anni di ricerca, confluiti in parte in un convegno 2 anni fa e oggi finalmente in un volume che siamo felici di presentare, abbiamo scoperto che la sua personalità era molto più complessa. Era anche un grandissimo collezionista onnivoro di oggetti che vanno dall'archeologia a ovviamente i disegni e la scultura, alle armi, un grandissimo collezionista, ma anche uno studioso dell'antico, oggi diremmo un archeologo, uno storico dell'arte. Lui lo è stato ante litteram e grazie a questi suoi studi, a questa sua ricerca che faceva sul territorio, andando in giro per Genova, ma anche nel Tigullio, fino in Versilia, a Savona, andava in giro e soprattutto disegnava e prendeva appunti sui monumenti che durante l'Ottocento venivano smantellati e distrutti. Grazie a quei disegni oggi noi possiamo ricostruire quei monumenti. L'Economica ha intrapreso questa funzione di editore. Già era stato fatto un progetto e quindi anche un manuale per la seggiola di Chiavari. Adesso con il quaderno numero 2 appunto parleremo di questo gran personaggio di Santovarni. Questo personaggio ha doti e caratteristiche tali che veramente è interessante sentirlo e quello che vorrei far risaltare ancora è che questa persona, questo grande artista, è stato per lunghi anni socio della Società Economica. In concomitanza con le festività patronali di San Giovanni Battista, l'associazione culturale Il Piffero, in collaborazione col Comune di Cicagna, organizza 3 giornate di intrattenimento. Domani alle ore 21 in piazza Garibaldi si terrà il concerto del cantautore Marco Cambri. Da domani sino a domenica in via Mazzini, via Umberto I e piazza Garibaldi sarà visitabile la rassegna d'arte e artigianato di qualità, con orario dalle 15 alle 23, mentre venerdì sarà dalle 19 alle 23. Sono previste inoltre promozioni per tutti coloro che in questo periodo effettueranno acquisti negli esercizi comunali di Cicagna.
E adesso andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, venerdì 22 giugno. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 22 giugno. Incontro con il dottor Enrico Cinque, specialista in anestesia e rianimazione, alle 17 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli Fanin di Chiavari. Si parlerà di terapia intensiva in medicina del dolore. Nella sala polivalente di Recco, alle 17 si terrà una conferenza, Osteoporosi, l'epidemia silenziosa, a cura del professor Bruno Seriolo. I colori del piatto, happening culinario, promosso dal salotto dell'antica Casa sul Mare, si terrà all'Hotel Rosa Bianca a Rapallo a partire dalle 18:30. Alla chiesa San Giovanni Battista di Chiavari, Monsignor Franco Isetti e Getto Viarengo presenteranno il volume Storia della chiesa di San Giovanni Battista. L'inizio alle ore 18:30. La scuderia Moto Retro Leivi organizza nell'area sportiva di San Bartolomeo l'evento Ottavo Appassionauti in Festa 2018. Alle 19 l'apertura degli stand gastronomici e alle 21 ballo con l'orchestra Caravel. Serata latinoamericana nel quartiere Ghiaia di Santa Margherita Ligure. Inizio alle 20:30. Il ricavato sarà devoluto all'iniziativa Mare per Tutti. In occasione delle festività patronali di San Giovanni Battista, l'associazione culturale Il Piffero organizza il concerto del cantautore Marco Cambri. Alle 21 in piazza Garibaldi a Cicagna. Alle 21, presso il Teatro Sociale di Camogli, si terrà il 37° saggio della Scuola Danza Recco. Nell'ambito del ciclo di eventi I venerdì in Basilica, la parrocchia di Santa Maria di Nazareth di Sestri Levante ha organizzato alle 21:15 l'incontro Laudato Si, la cura del creato nella baia di Portobello, a cura di Alessandro Mercenaro e Natalino Dazzi. E infine, per la festa di San Pietro nel Rione Scogli, in piazza Gagliardo a Chiavari si terrà alle 21:15 il concerto dei Sigma Six, la tribute band dei Pink Floyd. Agenda di Telepace che questa sera è stata curata da Giacomo Rizzi e con la scheda termina anche il giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre rinnovato a domani alle 12:45 con il TG13. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Arrivederci.